Sfida importante in chiave playoff al Palaviena di Selargius, dove Techfind e Nico Basket si affrontano per il 18° turno di campionato. Da una parte la voglia di emergere delle padrone di casa, che sabato scorso a Viterbo hanno ottenuto la terza vittoria nelle ultime 4 gare, dall'altra invece l'ottimo momento delle toscane, che non conoscono sconfitte dall'8 dicembre scorso. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per una partita viva e interessante, partita che verrà arbitrata dai signori Federico Barra e Fabrizio Suriano di Torino. Subito uno sguardo ai quintetti iniziali per il San Salvatore. Ci sono Angelica Tibe, Cinzia Arioli, Margherita Mataloni, Delia Gagliano e Giovanna Pertile. Lo starting 5 di coach Luca Andreoli è invece composto da Diletta Nerini, Veronica Perini, Maria Flora Lazzaro, Clara Pocobrazca, nemico pubblico numero 1 nella difesa della Techfind, e poi c'è anche ovviamente Carolina Pappalardo. Primo possesso della partita per la squadra di casa. Tiberi apre fuori mettendo in ritmo Mataloni, da 3 soltanto ferro, ma buona costruzione, applausi meritati per questo primo possesso offensivo della Techfind. Vediamo come risponde la Nico Basket, formazione che occupa il 5° posto in classifica con 18 punti, sono 4 in più rispetto al San Salvatore. Subito un piazzato frontale per Pocobrazca, che ha importante dimensione perimetrale e fa subito la voce grossa sotto i tabelloni. Rimbalzo d'attacco, canestro con fallo per Carolina Pappalardo, giocatrice che, come ben saprete, di rientro in Italia dopo un'esperienza all'estero, in Belgio, a Charleroi per la precisione, dove si è fatta apprezzare. Classe 96, Pappalardo in precedenti esperienze in A1 con la Spezia e Napoli. Per lei ha convertito anche il tiro libero supplementare, allora ha subito 3 punti di vantaggio per la Nico Basket qui al Palaviena. Mataloni per l'uscita di Arioli, il blocco di Gagliano, che poi prende posizione nel pitturato per giocare il mismatch con Nerini. Situazione anche questa costruita in maniera interessante dal San Salvatore. Manca però la precisione, la qualità nel passaggio profondo proprio per Gagliano. Allora ci riprova la Nico Basket con Nerini che mette il pallone per terra, c'è la ricezione di Perini dentro, poi il pallone per Pappalardo, 1 contro 1 con Gagliano, il pallone fuori, ancora Perini, il braccio esterno su Arioli, utilizzato però in maniera regolare da 3 punti. Ora Pappalardo ci prova, sbaglia Pocobrazca, centimetri, chili e anche esperienza a rimbalzo li fa valere. 5-0, buon inizio di partita per la compagine toscana, con le giocatrici in panchina che applaudono e incoraggiano le loro compagne in campo. L'uscita dal blocco di Pertile, tripla anche per lei, una mattonata, il rimbalzo di energia per Tibè, dentro per il taglio di Giovanna Pertile. Il San Salvatore deve ancora riscaldare le mani, ma ci sta mettendo anche una discreta energia, insomma sotto di 5 punti, ma le due costruzioni offensive erano abbastanza ben congegnate dalla squadra di Antonello Restivo. Giovanna Pertile in lunetta, una principali terminali offensivi senz'altro della squadra selargina. Sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo Giovanna Pertile, che in questa stagione contribuisce alla causa con 13,3 punti di media. Tira i liberi con il 69%, il secondo va dentro. Sono i primi punti, o meglio il primo punto della partita della Techfind. 5-1 sul tabellone del Palaviena, la partita che prosegue. 8-15 per concludere il primo quarto. Pappalardo, il pallone che circola sul perimetro, Perini prova a prendere posizione poi dall'altra parte in post basso Pappalardo. Dall'altra parte però nel fronte d'attacco della Nico Basket c'era stato un fallo in attacco, un blocco in movimento, ragion per cui il San Salvatore ha potuto ottenere la rimessa da zona difensiva. Ora gestisce il pallone nella metà campo d'attacco, l'uscita dei blocchi di Arioli, rimane sulle sue tracce però Nerini, lo scarico così con il pallone battuto per terra in angolo da Mataloni. Un po' di confusione ora per l'attacco della Tecfa in 4 secondi. Tibè riapre per Gagliano, che a questo punto deve tirare, la tripla di Gagliano con metri di spazio va dentro. Il San Salvatore ha ricucito allora questo primissimo strappo. 5-4, pregevole la capacità di costruire in emergenza con un attacco che sembrava morire insomma nell'ultima circostanza. Qui Nerini mette il pallone per terra contro Mataloni, poi in angolo Perini difende bene Arioli, ma Perini trova comunque con grande talento
il modo di guadagnarsi un tiro, trova anche il canestro ed è un gran bel canestro questo per Veronica Perini, l'ex giocatrice a lungo di Civitanova Marche. Qui Pappalardo beffato dal backdoor di Gagliano, ma è attenta poi la difesa della Nico Basket. C'è una palla contesa con il possesso che verrà assegnato alla squadra ospite, come detto avanti sul 7-4, 7 minuti 5 secondi al termine del primo quarto. Avete già visto una partita di A2 femminile girone sud nel corso del nostro pomeriggio su Directa Sport alle ore 15:30 con la larga vittoria della Virtus Ariano Irpino sulla Virtus Cagliari. Vedremo se avrà maggior fortuna invece il San Salvatore in questo difficile impegno interno contro una delle principali candidate alla conquista dei playoff. Qui c'è l'infrazione di passi da parte dell'ex San Giovanni Valdarno, Maria Flora Lazzaro. Secondo il signor Suriano ha trascinato il piede perno al momento dell'arresto. Allora il San Salvatore è già dall'altra parte con Margherita Mataloni, ha chiamato lo schema, l'uscita di Arioli, il pallone restituito alla play anconetana, si propone Pertile, non c'è spazio però per la sua ricezione, il pallone messo per terra da Arioli che è il mismatch con Poco Brazca, fa valere le braccia lunghissime, la giocatrice ceca che è brava anche a correre il campo. Qui dà seguito alla transizione, il ribaltamento rischioso di Nerini che arriva a destinazione, sbaglia però Perini e poi Pertile dall'altra parte chiede un fallo. Vediamo un po', l'ultimo tocco è stato di Giovanna Pertile, non accontentata la giocatrice ex Reyer Venezia che si lamenta per un colpo subito al volto. 6-10 e Nico Basket sempre avanti di 3 lunghezze qui al Palavienna. Nerini, Poco Brazca da segnalare, nel frattempo anche una defezione importante nelle fila della Nico Basket con Sara Innocenti che non si è allenata praticamente per tutta la settimana e difficilmente potrà vedere il campo insomma nel corso di questa partita. Ha seguito comunque ovviamente la sua squadra in questa spedizione in terra isolana. Qui Perini lavora sul blocco di Pappalardo, mette il pallone per terra, rischia anche l'infrazione di passi, tiene però Tibè, deve inventare un tiro in emergenza. Lazzaro anche smorzato, Pappalardo sul pallone vagante, recupera Tibè, transizione San Salvatore, il pallone schiacciato per terra, molto bene per Pertile. Questo è un errore da matita blu per la giocatrice veneta. Nico Basket che ringrazia ed è pronta ad ampliare il suo margine di vantaggio ora con Diletta Nerini che fa circolare il pallone sul perimetro a beneficio poi di Perini, linea di fondo. Arioli battuta qui ma non paga dazio neanche il San Salvatore, si sta sbagliando tanto in questo momento della partita. L'intercetto con un piede da parte di Lazzaro e ovviamente la rimessa in favore della squadra di casa. 5-19, siamo quasi alla metà del primo quarto. Ricordiamo ancora una volta il punteggio: 7 per chi difende, 4 per chi attacca. Ora zona per la Nico Basket, vediamo come se la cava il San Salvatore. Pertile guarda dentro per Gagliano contro Perini, il tiro in allontanamento va dentro. Gagliano 5 punti sui 6 di squadra realizzati in questo primo quarto dal San Salvatore portano la sua firma. Interessante indicazione tattica in precedenza con la zona ordinata da coach Andreoli. Il blocco di Pappalardo, la linea di fondo qui per Lazzaro, appoggia il vetro in controtempo, bel canestro. Qui mancano un po' gli aiuti per quanto riguarda invece la difesa del San Salvatore, ritrova 3 punti di vantaggio la Nico Basket che è stata sempre avanti fin qui nel primo periodo. Pertile si sposta verso sinistra, palleggio, arresto e tiro morbidissimo per Giovanna Pertile che ha bisogno di queste conclusioni per entrare anche mentalmente in partita. Nuovo -1, Selargius 8-9, ritmi abbastanza serrati, partita combattuta, il consegnato di Poco Brazca e poi l'end off per Perini. Sale Pappalardo, vuole giocare l'1 contro 1 con Gagliano, la stoppa però Delia Gagliano che è una delle migliori stoppatrici del girone, la quinta per la precisione. Arioli si fa toccare il pallone da dietro, l'ultimo tocco poi è stato probabilmente di Pertile, rimessa Nico Basket e forse è pronto il time out di Antonello Restivo. E così time out, interruzione della partita a 3:58 dalla conclusione del primo quarto. Vuole fare un po' il punto il coach di casa. San Salvatore che occupa il 9° posto in classifica, 14 punti, il bilancio stagionale parla di 7 vittorie e di 8 sconfitte.
nell'ultima giornata, come già accennato, vittoria pesante in quel di Viterbo, favorita dai 19 punti di Arioli, che è dunque praticamente tornata o quasi a pieno regime dopo la frattura al radio accusata nel mese di ottobre. Buona per quanto riguarda il San Salvatore, soprattutto la reazione di metà partita, con le giallonere che si sono trovate sotto sul 31-18 e insomma in grave difficoltà di fronte all'aggressività delle avversarie, ma le giallonere hanno comunque saputo riprendere in mano l'inerzia della partita. Nell'ultimo turno invece è arrivato un abbondante successo contro un'altra formazione sarda per la Nico Basket, 73-50 sulla Virtus Cagliari, che come abbiamo già sottolineato ha perso anche oggi. 16 punti di Perini, in quel caso 14 invece per Klara Pokobratska. Si è trattato nel quarto successo consecutivo per una serie inaugurata a dicembre, dopo praticamente l'ultima sconfitta accusata contro Umbertide. È arrivato anche il primo cambio della partita, con una staffetta tra lunghe per il San Salvatore. Esce Tibè, che non sembra essere al meglio, ora mani sul volto, in panchina al suo posto c'è Julita Bungaite, la lituana, che ha tanta voglia di farsi vedere. Il pallone consegnato per Lazzaro, ribalta il lato andando da Pappalardo, finta di consegnato e poi bella la partenza di Pappalardo, si costruisce un buonissimo palleggio arresto e tiro. Forse poteva anche andare fino in fondo ad appoggiare quel pallone al vetro, si è accontentata insomma di un piazzato che non le ha sorriso, ma il possesso è ancora per la Nico Basket, che ha inserito in campo Simona Gigliotos, altra vecchia conoscenza del basket sardo, alla pari di Innocenti. Qui c'è il bel tagliafuori difensivo di Gagliano, lo avete visto in precedenza su Pappalardo. Possesso offensivo per la Techfind con Margherita Mataloni dal palleggio. Si accontenta del tiro da 3 punti, fa bene Margherita Mataloni. Questo è il canestro del sorpasso San Salvatore. 11-9, anche un po' sfidato al tiro il San Salvatore, con Gagliano e con Mataloni. Precedenza poi anche con Pertile, anche se si trattava di un long two. Insomma, San Salvatore che ha aggiustato un po' la mira negli ultimi possessi. Qui fatica nella ricezione Pokobratska, e allora applaude il pubblico del Palaviena, perché c'è una bella reazione da parte della squadra di casa, ora avanti di 2 lunghezze sull'11-9 dopo la tripla di Mataloni. Mataloni in crescita esponenziale, si è presa la regia della squadra in maniera veemente nelle ultime settimane, gioca sempre con maggiore confidenza. Non era scontato per lei, reduce da un grave infortunio al ginocchio. Bungaite cerca il taglio di Pertile, ma trova soltanto la parte posteriore del tabellone. Il possesso viene assegnato alla Nico Basket. 2:38 da giocare nel primo quarto. Vediamo come reagisce la Nico Basket al primo svantaggio in un primo quarto, direi tutto sommato ben giocato, a eccezione dell'ultimo minuto e mezzo. Insomma, probabilmente qui c'è il taglio di Pappalardo, riesce a controllare il pallone, il passo di incrocio su Gagliano, che però difende con grande attenzione in questo inizio di partita. Mataloni attacca in sovrannumero, Gigliotos è rimasta dietro, c'è il fallo speso da Pappalardo. Fa bene insomma a spendere il fallo Pappalardo, come ho detto prendeva il sottonumero. La Nico Basket, il terzo di squadra per la formazione di coach Andreoli, ha chiamato lo schema 2 Mataloni. Vediamo come si sviluppa ora Pertile dal palleggio, ancora Mataloni, Gagliano dentro per Bungaite che provava a prendere posizione profonda. C'è il fallo segnalato dalla coppia arbitrale, il fallo in attacco di Julita Bungaite, che come detto provava a far valere il fisico nel mismatch. Non deve tornare mestamente nella metacampo difensiva. Ultimi 120 secondi intanto del primo quarto, con Nico Basket che prova a riportarsi in parità dal palleggio. Lazzaro, Pappalardo e poi con il numero 12 ha smistato il pallone. Un altro nuovo ingresso, Sara Giari. C'è il recupero da parte della difesa del San Salvatore, che sta salendo di tono. Gagliano per Mataloni, ancora dal palleggio la playmaker classe 95. Il cambio difensivo accettato da Pappalardo. C'è il mismatch tra Gagliano e Gigliotos, non lo esplora il San Salvatore, preferisce ribaltare il lato. C'è la sporcatura sulla linea di passaggio, la rimessa
in zona offensiva con 8 secondi per il tiro. Pertile, Mataloni mette il pallone per terra ancora contro Pappalardo, la batte, va fino in fondo, le manca un pizzico di precisione al momento dell'appoggio, chiede un fischio arbitrale che non arriva. Pokobrazka è già dall'altra parte, 1:10. Lazzaro a costruire dal palleggio, va verso sinistra, è incontenibile Lazzaro con grande decisione, fa tutto benissimo andando, come detto, verso sinistra. Parità a 11. È ultimo minuto del primo quarto. Arioli cerca uno scarico, lo trova in direzione di Gagliano, sistema le spaziature, ora la Techfind tripla senza ritmo, la manda sul primo ferro. Arioli, gran lavoro a rimbalzo d'attacco per Delia Gagliano, torna avanti la Techfind. Che primo quarto di Gagliano, 7 punti nei 13 del San Salvatore portano la sua firma. Giglio Toss, Pappalardo, l'end off per Giari e poi si fa vedere in punta Lazzaro. Il blocco di Pokobrazka, si apre per il pick and pop, passo d'incrocio di Lazzaro, fuori equilibrio, poi un tiraccio praticamente per lei. Gagliano vede dall'altra parte Pertile, può prendere il tiro da 3, non si fida, allora preferisce rallentare. C'è una discrepanza di circa 3 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Sbaglia Bungaite, non un grande primo impatto sulla partita per lei. Può andare fino in fondo la Nico Basket, 5 secondi. Giglio Tossi, il fallo di Arioli, terzo di squadra per la Techfind. Doppio cambio in vista con le giovanissime classe 2001 Pinna e classe 2003 addirittura Pandori, stanno per entrare in campo. Vuole preservare da falli Mataloni e Arioli, coach restivo in panchina. Quattro secondi e 2/10 per la precisione. Si va da Giglio Toss, buono il giro dorsale contro Pinna, poi sbaglia, aveva fatto tutto benissimo però Simona Giglio Toss al termine del primo quarto. Allora davanti c'è la formazione di casa della Techfind San Salvatore sulla Nico Basket, 13-11 il punteggio. Noi torneremo in diretta per raccontarvi il secondo quarto. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Siamo tornati in diretta dal Palavienna dopo una brevissima pausa. Abbiamo detto vantaggio per la squadra giallonera dopo i primi 10 minuti di gioco, 13-11. Prima metà del primo quarto appannaggio della Nico Basket, seconda metà invece in cui ha fatto meglio il San Salvatore, che è avanti di 2 lunghezze. Ora Gagliano lascia il consegnato nelle mani di Pertile. Gagliano che è pronta a bloccare e poi rollare dentro, riceve in questo momento in 3, vanno a chiudere addirittura sulla giocatrice algherese, protagonista di un primo quarto sontuoso con 7 punti e 4 rimbalzi per la precisione. Un po' di statistica, insomma, dopo la prima frazione di gioco il San Salvatore ha tirato con 5 su 11 complessivo dal campo, 45%, 5 su 16 invece per la Nico Basket, 31% il tiro di Pinna. Intanto sul tabellone allo scadere dei 24, miglior marcatrice di squadra con 4 punti per la Nico Basket Maria Flora Lazzaro. Intanto possesso offensivo, il primo del secondo quarto per le toscane che sbagliano totalmente quel ribaltamento. Ci mette una mano però Pandori, in qualche modo salva la Nico Basket da una sicura palla persa. 11 secondi per il tiro, va a prendersi il pallone Veronica Perini, che ancora si deve accendere in questa partita. Il piazzato fronte a canestro sul secondo ferro da parte di Mariotti, prezioso cambio in uscita dalla panchina per la Nico Basket. Gran lavoro di Simona Giglio Toss, l'ex Mercedes Alghero e anche Sant'Orsola Sassari. Agli albori della sua carriera trova il modo di regalare alla sua squadra il canestro della nuova parità, quota 13. Bungaite con il tiro dall'angolo sbagliato. Bungaite che deve assolutamente trovare confidenza, l'abbiamo vista molto bene in questa stagione nella gara contro Ariano Irpino, poi è andata un po' a fasi alterne, insomma ha bisogno magari di una gara positiva che la possa far uscire da questa mini crisi che è soprattutto psicologica. Gran canestro di Pappalardo, intanto ancora bucata la difesa della Techfind, che è stata molto aggressiva, come abbiamo
fatto notare nella seconda metà del primo quarto, ma che ogni tanto si prende delle pause. È stato così anche nell'ultima circostanza. Pandori sul perimetro da Pertile, Bungaite prova a prendere posizione, lo scarico sotto è per Gagliano, un po' telefonato a dire il vero in questo caso. Mariotti ci aveva messo una mano, ma c'è anche la segnalazione arbitrale che consente alla Tecfine San Salvatore di restare in zona d'attacco. Esce Gagliano, va a prendersi un po' di meritato riposo, resta in campo Bungaite assieme a lei nel pacchetto lunghe del San Salvatore. C'è ora Angelica Tibè, uscita più o meno a metà del primo quarto. 8-0-8 per andare alla pausa lunga, parità, chiedo scusa, anzi vantaggio Nico Basket sul 15-13 mentre sbaglia Pertile e poi il pallone tenuto in campo, recuperato da Perini. Mette ordine ora la squadra di coach Andreoli. Giglio Toss va verso sinistra dopo l'hesitation, molto brava nell'1 contro 1, qui però ha difettato di precisione al momento del tiro. Ribaltamento per Bungaite, Pandori, passo d'incrocio, Pandori non trova più il tempo per il tiro, si va da Tibè, poi ancora Pandori, molto bene con la finta, canestro con fallo. Martina Pandori andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Ricordiamo a tutti gli amici a casa che si tratta di una classe 2003, uno dei migliori prodotti del vivaio nel San Salvatore da insomma diversi anni a questa parte. Ce ne sono stati diversi negli ultimi anni che si sono affacciati anche alla ribalta nelle nazionali giovanili, un'altra in campo come Denise Pina. Pandori che ha anche convertito nel frattempo il libero supplementare, ha restituito il vantaggio alla sua squadra sul 16-15. Mariotti, Bungaite recupera bene la posizione difensiva, allora costruisce Perini, raccoglie il palleggio senza avere bene idea di cosa fare in questo pallone, trova in qualche modo Giari, aveva trovato anche un buon tiro, lo ha però sbagliato. 7-0-8, è ripartito il San Salvatore. Pinna per Pandori, chiede il pallone Tibè, si va invece dall'altra parte dove c'è Pertile, il post basso di Bungaite, non guarda neanche il canestro, va in punta da Pandori, insiste il San Salvatore che non ha costruito granché. 5 secondi, Pertile, scarico alla grande per Tibè. 2 punti preziosissimi per il San Salvatore, il cui merito va condiviso senz'altro tra Pertile e Tibè, che è stata brava comunque a farsi trovare pronta con lo scarico sotto canestro. C'è il fallo intanto qui combinato ai danni della difesa, torna Clara Pokobrazka, è uscita Pappalardo per la Nico Basket. 18-15 più 3 per la squadra di casa, 6-33 per la pausa lunga. Pokobrazka che torna in Sardegna dopo esserci stata tra le altre cose anche a novembre con la nazionale ceca, importante vittoria, una qualificazione agli europei sulla selezione italiana. Minuti non tantissimi ma comunque di qualità per Pokobrazka quella sera al Palapirastu di Cagliari, con ripetiamo la meditata e netta vittoria della squadra ceca sulla nazionale di Capobianco. Qui va per la stoppata Pokobrazka, è fallosa secondo l'interpretazione arbitrale, ma va sottolineato il coraggio senza ombra di dubbio di Martina Pandori, senza paura contro una big, reduce tra le altre cose anche da un buonissimo campionato di Serie A1. Non ha paura della stoppata, va a prendersi il fallo, esce Pertile, intanto ha un po' di respiro anche lei, torna Arioli, 2 liberi per Pandori. Gran bell'impatto dal momento del suo ingresso in campo, mette anche il tiro libero e il quarto personale per Martina Pandori. Ora il secondo per la classe 2003 ugualmente realizzato, sono 5 punti a referto allora per Pandori, è entrata nei secondi finali del primo quarto, è mantenuta in campo da Restivo. Ora abbiamo anche il massimo vantaggio per la Tecfine nella partita, più 5, 20-15. Giglio Toss è chiusa in un vicolo cieco, trova in qualche modo Perini, deve riaprire. 6 secondi, Giglio Toss in penetrazione contro il muro difensivo di Tibè che aveva posizione corretta, non c'è il fallo. È Arioli che corre in transizione, bene anche Tibè di tocco per Bungaite che a mano morbida, al di là dei problemi insomma di questa fase di stagione, realizza il canestro del nuovo massimo vantaggio. Ora più 7, 22-15, parziale aperto per il San Salvatore, parziale che se non andiamo errati dovrebbe essere di 9-0. Perini con il talento individuale prova a risolverla, forse non è il
modo migliore. Coach Andreoli passeggia nervosamente a ridosso della sua panchina, probabilmente ha in mente un time out e sicuramente sono pronti due cambi per la Nico Basket. Arioli mette la retromarcia, sfida nel mismatch Klara Pokobrazka, va verso sinistra, l'hesitation, arriva l'aiuto di Giliotos, molto competente ma un po' troppo sulle braccia dell'avversaria, non esclusivamente sul pallone. Insomma, secondo l'interpretazione arbitrale c'è la doppia sostituzione, prima anche il minuto di sospensione, 5 minuti 3 secondi da giocare nel secondo quarto. Anche noi ci prendiamo una brevissima pausa. Ed eccoci tornati dopo questa brevissima pausa. È ancora in corso il time out di Luca Andreoli, tecnico giunto a Pontebuggianese in questa stagione dopo un'esperienza triennale in Serie A1 in quel di Vigarano, dove ha fatto molto bene. Allenatore giovane in rampa di lancio che spera insomma di ottenere il massimo da questa stagione, si spera insomma di vertice per la Nico Basket, che ebbe la meglio nella partita d'andata lo scorso 12 ottobre, 77-53 il risultato finale, con 18 di Klara Pokobrazka, furono inutili invece dall'altra parte 19 di Cinzia Arioli. La ripresa del gioco, 5-0-3 come detto da giocare nel secondo quarto, massimo vantaggio Techfind sul 22-15, passi evidenti qui di Julita Bungaite, palla persa dal San Salvatore dopo il time out. In precedenza, dopo il canestro di Bungaite, tutta la panchina del San Salvatore, anche coach Restivo e il suo assistente Marcello Iba, insomma, sono schizzati in piedi per applaudire la giocatrice lituana, per darle il maggior livello di fiducia possibile. Si comprende ovviamente la delicatezza del suo momento psicologico, vedremo se sarà sbloccata. Intanto l'assist parlante di Pinna per Tibè, altri due pregiatissimi per il San Salvatore che vola sul +9. Il parziale, se non andiamo errati, a questo punto diventa di 11-0, o meglio di 13-0 con +11 sul tabellone. 24-15, transizione ancora da Plausi, in precedenza il passaggio della classe 2001 Denise Pinna, che in gran fiducia si prende la tripla, la manda sul secondo ferro. Gli spettatori del Palla Vienna erano pronti a schizzare in piedi. Lazzaro deve uscire da questo momento di impasse, la Nico Basket che non si schioda da un'eternità, da quota 15. C'è il fischio amico, in questo caso un fallo di Angelica Tibè, dovrebbe essere il secondo della sua partita. Vediamo un po' la segnalazione da parte degli ufficiali di campo. Andreoli con un volume della voce, anche un linguaggio del corpo insomma abbastanza controllato, cerca di rimettere in partita la sua squadra dopo questo brutto parziale. In lunetta Carolina Pappalardo con il primo tiro libero della sua partita, va dentro e interrompe quantomeno l'emorragia per la formazione di Pontebuggianese, che ha rimandato in campo il capitano Diletta Nerini. Per Pappalardo sono cifre importanti in questa stagione, mentre anche il secondo libero va dentro. 14,4 punti di media con 5,6 rimbalzi a partita per lei dopo l'esperienza in Belgio. Intanto si sorride in panchina tra i due allenatori, clima disteso insomma a bordo campo. 3,40 Arioli, fischio di fallo in attacco, qui Bungaite con il blocco irregolare, ci prova, si impegna, dà tutto, qui protesta anche un po' Bungaite, un po' frustrata comprensibilmente. Secondo fallo personale e viene sostituita da Delia Gagliano. Può provare pian piano insomma a risalire la china la Nico Basket. Ha bisogno di continuità offensiva prima di tutto, ha bisogno anche di prendere un po' il controllo dei tabelloni, magari per fermare le folate in transizione della Techfind. Pappalardo, buona palla dentro, Nerini, Pokobrazka attacca, Gagliano appoggia al vetro, fa valere tutta la sua prestanza fisica
Klara Pokobratska, 2 punti applauditi anche dal pubblico di Selargius, 4 punti in fila allora per la squadra ospite, 24-19, mini break per la squadra di coach Andreoli mentre sta per tornare Mataloni nelle fila di Selargius. Gagliano gira sul perno, Gagliano trova Pinna con un grande scarico, Pinna difetta un po' di freddezza a questo punto, allora tripla in transizione per Perini che da buona serial killer non perdona, e allora la Nico Basket è nuovamente lì in un amen contro parziale di 7-0, 24-22, partita molto molto bella che siamo felici di potervi raccontare in diretta su Directa Sport e anche su Trip TV con la nostra consueta collaborazione. San Salvatore che pasticcia alla metà campo d'attacco, siamo già dall'altra parte con Nerini, sovrannumero Nico Basket, chiamata qui un'infrazione di passi dalla panchina della Techfind, tutto regolare secondo gli arbitri, Pappalardo altri 2, siamo in parità, il parziale diventa di 9-0. Controparziale per meglio dire, stavolta è il San Salvatore che deve fermare l'inerzia, protagonista Pappalardo ma anche Pokobratska, insomma in questa fase felice per la Nico Basket la partita può cambiare padrone davvero da un momento all'altro. Qui c'è il fallo su Gagliano che resta un po' il faro del San Salvatore in questa partita. Pinna ha fatto bene ma in qualche circostanza un po' deragliato, sta pian piano costruendo l'esperienza necessaria per restare, per fare bene a questo livello. Tripla dall'angolo per Arioli, dentro nel momento difficile il canestro lo trova sempre lei, Cinzia Arioli, capitano non per caso. 27-24, il San Salvatore si tira un po' fuori dai guai, è pronta a rispondere Lazzaro, Perini mette il pallone per terra contro Arioli, Lazzaro altra partenza, bene con il passo d'incrocio, poi il tiro trova soltanto il tabellone, Arioli contropiede, Mataloni sbaglia e poi Neirini dall'altra parte per la Nico Basket. 1:21 da giocare in un secondo quarto che è scivolato via molto molto rapidamente. Perini, Pokobratska contro Gagliano, tiene, sporca il pallone, la rimessa per la Nico Basket. Time out in campo, noi restiamo in diretta, ci sarà anche il cambio che porterà sul parquet per la prima volta in questa partita Michela Laccorte nelle fila di Selargius. 1:11 per la pausa lunga. I due allenatori fanno il punto della situazione, soprattutto Restivo che insomma ha visto la sua squadra andare in difficoltà ma poi essere risollevata dalla tripla dall'angolo provvidenziale di Arioli per il 27-24. Uno sguardo anche alle altre partite che compongono questa giornata di campionato. Detto della vittoria larga di Ariano Irpino sulla Virtus, ci sono anche i match tra High School Basket Lab e Viterbo, importante ovviamente nelle zone basse della classifica. Faenza contro Campobasso che invece interessa le zone nobilissime della graduatoria, quindi Valdarno contro la Spezia, altro match di grande interesse per i primi 4-5 posti di questo campionato. E poi chiude il quadro la sfida di domani pomeriggio tra Civitanova Marche e CUS Cagliari. Le squadre tornano in campo intanto, 71 secondi per l'esattezza da giocare nel primo tempo. Nerini prova a smarcarsi Lazzaro, chiede disperatamente il pallone ma non lo ottiene, si va dall'altra parte. 7 secondi, fallo in attacco di Pappalardo, fallo in attacco che vanifica questo possesso della Nico Basket. Evidentemente ha usato un po' troppo il braccio esterno la giocatrice toscana. 1:07 Mataloni a mettere ordine e a chiamare lo schema offensivo per la Techfind, chiamata a testa in questo caso. Pertile va a bloccare per il post basso di Tibè, poi sale in punta per ricevere, pronta Gagliano che va a occupare una posizione profonda, servita in questo momento, pronto il raddoppio, il pallone deve uscire, allora rapidamente da lì Pertile per Mataloni. Buone le rotazioni difensive qui della Nico Basket che non consentono al San Salvatore di guadagnare facilmente un vantaggio. Difesa della Nico Basket che poi alla lunga viene punita da un fallo
fortemente contestato dalla panchina, fallo ai danni di Margherita Mataloni che giunge a 43 secondi e 6 decimi dall'intervallo e dunque ha l'opportunità di allungare la squadra giallonera con Mataloni dentro il primo, 28-24 più 4. Si spiegano, Lazzaro uno dei due arbitri, dentro anche il secondo di Mataloni, più 5, 29-24, 40 secondi. Veronica Perini dal palleggio riceve ancora il pallone in angolo, si propone Pocobrasca che getta un urlaccio alla compagna, voleva ricevere vicino a canestro. Banale palla persa qui della Nico Basket, si morde le mani mentre arriva il cambio. Giglio Tossa ha fatto bene nella sua prima apparizione in partita, esce qui Lazzaro, 25 secondi 9 decimi e altro time out. Noi stavolta ne approfittiamo per un break pubblicitario. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Ultimi scampoli del secondo quarto qui al Palavienna, 18ª giornata del campionato di Serie A2. Approfittiamo della pausa anche per fare un po' il punto del Rico Weekend, sul Rico Weekend di Directa Sport, weekend che è iniziato con il basket di A2 femminile, prosegue in questo modo con la sfida che stiamo seguendo. C'è anche la festa del triathlon dal business center dell'aeroporto di Elmas, con il triathlon sardo che presenta 5 grandi eventi mondiali in programma in questo 2020 e poi ancora il combat in serata. Non perdete il match tra Alessio Corona e Vladimiro Laghi, saremo in diretta da Sydney. In palio c'è la cintura, meglio il titolo italiano VKN, parliamo di Muay Thai, tanto zona dopo il time out per la Nico Basket. Almeno questo è lo schieramento iniziale. Tibè fuori per Mataloni che non si fida del tiro, vuole avvicinarsi al canestro, sbaglia, 8 secondi, tiene vivo però Tibè con grande abnegazione in questo primo tempo. Vediamo di chi è stato l'ultimo tocco, probabilmente di Perini oppure di Giari. Ad ogni modo il San Salvatore avrà l'ultimo tiro verosimilmente del secondo quarto, 3 secondi e 4 decimi più 5 per chi attacca. Arioli sulla rimessa, trova una linea di passaggio un po' pericolosa, prova ad anticiparla Pappalardo su Pertile. Un secondo e 6 ora. Arioli per Mataloni, si deve affrettare. Mataloni prova a prendere il fallo, fischiato dall'arbitro, ingenuità di Simona Gigliotos. Da una parte Restivo dice meno male che te ne sei accorto, riferendosi ovviamente all'arbitro. Dall'altra parte invece la panchina della Nico Basket è piuttosto sconsolata. Un gentile regalo insomma da parte di Simona Gigliotos a Margherita Mataloni in conclusione di secondo quarto, e situazione che può avere anche degli effetti morali sulla Nico Basket. Il cronometro ovviamente è scaduto, non si va a saltare dentro il primo, dentro il secondo. Mataloni glaciale con i primi 2 tiri liberi, vedremo se lo sarà anche con il terzo. 31-24, sbagliato il terzo tiro libero. Il San Salvatore è comunque molto soddisfatto perché va al riposo lungo avanti di 7 lunghezze sul 31-24 con un ottimo finale di primo tempo. Noi ci risentiamo tra 10 minuti circa per la ripresa della partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Squadre che stanno per tornare in campo al Palaviena di Selargius, 31-24 in favore della formazione di casa dopo i primi 20 minuti di gioco. Sguardo alle statistiche per fare un po' il punto della situazione. Miglior marcatrice della partita fino a questo punto Carolina Pappalardo con 9 personali, 7 a testa invece per Gagliano e Arioli. Anzi Gagliano e Mataloni dall'altra parte. Nico Basket che non ha tirato bene dal campo, 33% complessivo con 1 su 6 totale fino a questo punto al tiro da 3 punti, 3 su 8 invece per il San Salvatore. Si torna in campo con Lazzaro, Perini, Pocobrazca, Pappalardo e Nerini. Per le ospiti risponde la squadra di casa con Mataloni, Pertile, Gagliano, Arioli e Tibè. Queste le 10 in campo. Parziale aperto San Salvatore di 7-0 in conclusione di seconda
frazione di gioco. Vedremo se sarà riuscita la Nico Basket a fare un po' quadrato durante la pausa lunga. Va fino in fondo a interrompere proprio il digiuno Veronica Perini, una penetrazione delle sue per il 31-26. Tibè per Arioli, il pallone sporcato da Perini, rimessa dal fondo per la formazione selargina. Gagliano si apre per ricevere, ribalta il lato all'indirizzo di Mataloni, in post basso c'è Tibè, in punta Pertile, fa circolare sul perimetro la tripla di Arioli che si spegne sul secondo ferro. A rimbalzo si fa sentire Gagliano ma non riesce a conquistare il possesso del pallone. Costruisce la Nico Basket Nerini, Pokobrazka e poi Lazzaro dentro il pallone per Pappalardo. Il palleggio di potenza, Gagliano sale per la stoppata irregolare secondo la lettura arbitrale. Ci saranno dunque 2 tiri liberi per Carolina Pappalardo. Un occhio alla situazione falli di Gagliano, secondo personale. 9:02 dalla conclusione del terzo quarto. Partita che ha cambiato spesso inerzia nel corso del primo tempo. Vedremo che sarà incerta allo stesso modo anche in questo secondo tempo. Dentro il primo di Pappalardo che dunque arriva in doppia cifra e poi dentro anche il secondo. 11 personali per Carolina Pappalardo, miglior marcatrice di squadra in questa stagione fin qui per la Nico Basket con 14,4 di media. Gagliano, un'occhiata dentro per Tibè, poi vuole andare probabilmente in un posto in cui non c'è grande spazio, lì al centro dell'area. Sono pronte le mani della difesa, pallone sporcato, rimessa dal fondo per il San Salvatore. Arioli per Pertile, rischia anche qualcosina, poi Mataloni dal palleggio vuole lavorare con Tibè, c'è il mismatch con Nerini, era pronto il raddoppio, il pallone riaperto bene per la tripla allo scadere di 24, sbagliata però da Giovanna Pertile. 8:30, Pokobrazka qui contro Tibè, il giro sul perno, la stoppata di Tibè, difesa qui perfetta ma poi non riesce a completare il recupero il San Salvatore. Perini contro Arioli, interessantissimo questo accoppiamento. Lazzaro mette i piedi a posto da 3 punti, solo ferro, tap out di Pertile. Pokobrazka pulisce tutto e recapita il canestro del -1. 31-30 e 6-0 Nico Basket entrando nel terzo quarto. Sta succedendo esattamente ciò che era accaduto insomma nel resto della partita. Il pallone arriva per Pertile, la difesa di Pokobrazka qui, se non abbiamo visto male, sì, si tratta proprio anzi di Maria Flora Lazzaro il fallo, ed è anche il terzo personale. Vediamo un po' se si prepara un cambio nella panchina della Nico Basket. Pertile, poi questa sorta di alto-basso sull'asse Gagliano-Tibè, Mataloni, palleggio, arresto e tiro da 4 metri, sbaglia, poi Tibè non arriva sul rimbalzo. Nerini per Maria Flora Lazzaro, Pokobrazka sul perimetro, Perini in punta da Lazzaro, si prende il blocco dentro per il roll di Pokobrazka, giro sul perno e poi il tiro che esce male dalle mani della giocatrice ceca, che si arrabbia tanto con se stesso. Pokobrazka comunque incoraggiata dalle compagne, spende il fallo, un po' di frustrazione, secondo personale per lei. 7:20 prima dell'ultimo mini intervallo qui a Selargius al Palasport di Viale Vienna. Mataloni, il palleggio aperto di Margherita Mataloni in attesa del movimento di Arioli che si prende il blocco di Gagliano, il roll della numero 11, il tiro dalla media sbagliato da Arioli, si avventa sul pallone Tibè, non lo trova. Nerini dall'altra parte allora, poi Lazzaro, quindi sempre Nico Basket a manovrare sul perimetro con il capitano Diletta Nerini. Lazzaro va verso sinistra, tutta velocità, non la contiene Pertile che spende pure il fallo. Ce n'è per 3 in questo caso per la Nico Basket, che allora sorpassa sul 32-31, continua a crescere questo parziale ora di 8-0.
la possibilità di farlo diventare insomma di 9-0, ovviamente con il libero supplementare. Oltre il restivo che probabilmente ha in mente il time out, si resta con l'8-0 di parziale perché Lazzaro ha sbagliato il tiro libero aggiuntivo. Pallone schiacciato per terra in post e poi nuovamente fuori per Margherita Mataloni. Pertile, Tibè in post, ecco ancora il raddoppio. Gagliano si fa vedere sul lato debole, ma è perfetta qui la rotazione difensiva con Nerini che garantisce il recupero. Perini prova a battere Mataloni, il tiro sbagliato, recupera il rimbalzo Perini e allora 10-0 di parziale per la Nico Basket. Il time out di Antonello Restivo a questo punto quanto mai opportuno. La panchina della Nico Basket è tutta in campo ad applaudire a questo buon momento. 6-16 al termine del terzo quarto, noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, poi ancora in diretta su Directa Sport. Quando hai un Directa mezzo di idea, Sport, a chi le ti tue rivolgi per partite in realizzarlo? diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV. Completiamo il quadro, gli eventi del weekend su Directa Sport, dandovi anche gli appuntamenti per domani. Domani sarà tanto futsal con la Serie A2 femminile in apertura alle ore 15 al Paladante di Sestu, Jasnagora contro Audace Verona, alle 18 invece futsal femminile Cagliari contro Città di Falconara per il campionato di Serie A. Ci sarà anche il calcio di Serie D, vi proporremo gli highlights delle sfide interne del Lanusei impegnato contro il Latina e del Budoni invece impegnato sul campo di San Teodoro contro il team Nuova Florida. Questo il quadro, ripetiamo, per quanto riguarda la domenica di Directa Sport. Tornati in campo il San Salvatore che ha sul groppone un parziale di 10-0 che non ha ancora segnato. Nel terzo quarto si alza dalla panchina Bungaite. Gagliano anche qui prova a passare in palleggio dove non c'è tanto spazio, arrivano le mani della difesa, è fortunato il San Salvatore a ottenere quantomeno la rimessa dal fondo campo. Osservavamo intanto in lontananza Andreoli su questa rimessa dal fondo, chiede alla sua squadra di accoppiarsi a uomo dopo tanti sprazzi di zona, difende a zona praticamente dalla metà del primo quarto. La Nico Basket ha sbagliato Pertile, dentro Perini, qui prova soltanto il ferro, poi si lamenta per una spinta a suo dire non segnalata dagli arbitri. Gagliano, Bungaite, poi Mataloni gioca il pick and roll con Bungaite, non è prontissimo alla ricezione la lituana, palla contesa, la freccia da una mano stavolta al San Salvatore che mantiene il possesso offensivo. 5:29 da giocare nel terzo quarto, 31 per chi attacca e 34 per chi difende. Dialogo prolungato tra coach Andreoli e uno dei due arbitri, partita che è stata sempre in controllo dal punto di vista non solo arbitrale ma anche insomma del tono agonistico. Ancora qualche istante prima della ripresa del gioco, il parquet che andava necessariamente asciugato per garantire la sicurezza delle giocatrici in campo. Siamo pronti per ripartire, San Salvatore ha 8 secondi per prendere un tiro. Arriva l'autorizzazione, finalmente si può ripartire. Arioli in angolo da Mataloni, Gagliano guarda il canestro, mette il pallone per terra contro Pokobrazka, 2 secondi, Arioli crea separazione, il tiro cadendo all'indietro in precario equilibrio è sbagliato e allora prosegue questo digiuno ormai quasi 5 minuti del San Salvatore a 0 nel terzo quarto. Lo ricordiamo ancora, Nerini butta questo pallone in tribuna non intendendosi con Perini che invece si spostava insomma verso l'angolo. Altra chance per il San Salvatore, sotto di 3, va a prendersi il pallone
Giovanna Pertile, c'è quindi Arioli, spalle a canestro, fuori per Pertile, la tripla di Giovanna Pertile che riprende la Nico Basket a quota 34 e chiude questo lunghissimo digiuno, ripetiamo, oltre 5 minuti senza segnare, con la Techfind che si è fatta mangiare tutto il vantaggio che aveva faticosamente costruito nel finale del secondo quarto. Pokobrazka incontenibile spesso in queste situazioni, partenza in palleggio fronte a canestro, altro saggio di talento individuale ma non solo, direi soprattutto di potenza fisica. Arioli contro Nerini, vede il taglio di Pertile totalmente perso in questo caso da Lazzaro, piccola amnesia difensiva qui per Lazzaro, dovrebbe essere giunta al quarto fallo personale, cerchiamo conferma dal tavolo degli ufficiali di campo. Eh sì, quarto fallo personale per Lazzaro, se ne accorge ora la panchina della Nico Basket, sostiene di aver mantenuto le braccia addirittura dietro la schiena. Lazzaro, il fallo era il suo, deve entrare obbligatoriamente Giari. Uscita con polemiche per l'ex San Giovanni Valdarno Maria Flora Lazzaro, che a questo punto rischia anche il fallo tecnico, ed eccolo qui il fallo tecnico, peggiora soltanto le cose. Lazzaro che a questo punto deve tornare, o meglio può stare in panchina perché ha speso il quinto fallo, non è assolutamente stata espulsa, ma toglie in qualche modo una possibilità al suo allenatore. C'è il libero per il San Salvatore, lo realizza il capitano Arioli che permette alla sua squadra di tornare sul -2, 36-35. C'è il ci sono meglio i tiri liberi dovuti al fallo in movimento di tiro subito da Giovanna Pertile. Dentro anche questo e torniamo in parità a 36, punto a punto in questa fase del terzo quarto. Pertile che segna anche il secondo e restituisce il vantaggio alla sua squadra, 37-36. Perini per Giari e poi il post basso di Pappalardo, va col movimento di potenza contro Gagliano, un fischio che non gradisce il San Salvatore. Aveva preso una discreta botta Gagliano sul movimento di potenza dell'avversaria, non sembrava nemmeno andare a caccia del pallone, gli arbitri hanno ritenuto il suo body check insomma oltre il regolamento. Allora c'è Perini che raccoglie il palleggio, 6 secondi per il tiro. Pokobrazka, palla persa qui dalla Nico Basket, e talvolta insomma tende a perdersi qualcosa in zona offensiva. Sorride Arioli e anche l'allenatore del San Salvatore a ridosso del campo, si discute con l'arbitro, tutto con la massima serenità d'animo, mentre Mataloni ha chiamato lo schema testa per la Techfind, mantiene vivo il palleggio, poi va subito in post da Tibè, pronto come sempre il raddoppio, fatica ad addomesticare questo pallone Giovanna Pertile, prova a prendere la linea di fondo, la difesa di Pokobrazka, ancora un raddoppio, il pallone raccolto da Tibè, gran lavoro qui per la giocatrice ex Costa Masnaga, +3 San Salvatore, che ora dà la sensazione di potersi riprendere l'inerzia, può essere stato in gravissima difficoltà nella prima metà del terzo quarto, partita dallo sviluppo abbastanza incredibile. Qui un altro pallone recuperato, sale ancora di tono la difesa del San Salvatore, sembra un po' la fotocopia del primo quarto se vogliamo. Pokobrazka però poi ritrova il pallone ma si divora il canestro, il San Salvatore non ne vuole sapere di andare forte a rimbalzo difensivo, allora deve spendere il fallo probabilmente con Bungaite ancora, se non abbiamo visto male. Terzo personale. Rimessa dal fondo Techfind, 2,54, +3 in favore di chi difende, ricordiamo ancora 39-36. Il movimento di Pappalardo che realizza, ma questo arresto
Il giudizio era viziato da una infrazione di passi. Secondo l'arbitro c'era forse il famoso passo zero. Il movimento però è sembrato abbastanza innaturale. Ad ogni modo il canestro è valido, è quello del -1 Nico Basket. Mataloni, Bungaite, poi il pallone in post da Tibè. Ancora Mataloni, l'hesitation, linea di fondo, va in angolo da Pertile, fischio arbitrale per segnalare i 24 secondi che scadono. Stavolta applaude la panchina della Nico Basket per la buona tenuta difensiva. 2:21 da giocare nel terzo quarto. Situazione di punteggio basso e di grande equilibrio. Fallo in attacco qui, una spinta di Perini che cercava di liberarsi dalla marcatura. Secondo personale. E ripetiamo, un momento abbastanza indecifrabile di questa partita. Arioli vede lo spazio per andare in penetrazione, ma viene derubata del pallone da Pokobrazka. Corre in contropiede Pappalardo, va fino in fondo con il canestro del sorpasso Nico Basket. 40-39. Gara sempre più incerta, mentre sta per arrivare il momento di Laccorte. Bungaite, altro fischio lontano dalla palla. Metro arbitrale che sembra essere diventato più stringente sui contatti da qualche minuto a questa parte. Dentro anche Gigliotos per Nico Basket, fuori Nerini. Vedremo chi sarà a uscire per il San Salvatore. Raggiunto il limite dei falli per la Nico Basket, allora questo fallo permette alle giallonere di andare in lunetta con Arioli che pareggia a quota 40 e sorpassa poi col 41-40. Laccorte in campo, fuori Arioli, ha bisogno di respirare. 1:49 al termine del terzo quarto. Gigliotos a chiamare lo schema a pugno. Attenzione all'adeguamento difensivo del San Salvatore che si schiera a zona a questo punto, e questa è la scelta di Restivo. Pallone fuori per Gigliotos, fa saltare Mataloni da 2, Gigliotos sbaglia, ma c'è Pappalardo a rimbalzo, un altro layup sbagliato Pokobrazka, però garantisce l'extra possesso. Il tocco con un piede da parte di una giocatrice del San Salvatore, il cronometro riportato a 14 secondi e il possesso dalla rimessa ovviamente per la squadra ospite, sotto di un punto. Ripetiamo, zona San Salvatore sull'ultimo possesso difensivo. Mentre la Nico Basket ha schierato la zona già dai primi frangenti, insomma, di questa partita. Gigliotos ha ricevuto sulla rimessa, ha servito poi Carolina Pappalardo, quindi il tiro fronte a canestro di Pokobrazka, tiro contestato in maniera troppo blanda in questo caso da Tibè. Ringrazia la giocatrice ceca e stampa in faccia a Tibè il canestro del controsorpasso sul 42-41. sta per tornare Mariotti. Tibè per Laccorte, Laccorte mette il pallone per terra, ha una mezza idea di servire, Tibè rischia anche qualcosina. Pallone che arriva in post medio, Tibè buonissimo il giro dorsale, il tiro in controtempo sbagliato ancora, l'energia però di Tibè a rimbalzo si disturba alla fine con Bungaite, transizione Nico Basket, Gigliotos per Giari, pallone schiacciato per terra per mettere in ritmo Perini dall'angolo, implacabile canestro importantissimo questo, perché permette alla Nico Basket di dare un'importante spallata alla partita. Più 4 a 28 secondi dal termine del terzo quarto, 45-41. Laccorte, Mataloni, il possesso gestito dalla giocatrice anconetana Giulita Bungaite. Laccorte spara da 3 punti, secondo ferro, e poi il rimbalzo di Pokobrazka. Perini a osservare le compagne, 8 secondi, può andare fino in fondo la Nico Basket. Il tiro di Giari forse poteva ragionare un pizzico di più Laccorte con la preghiera, non ci prova neanche. Allora termina il terzo quarto, uno scatto della Nico Basket in chiusura di terza frazione rompe
il lungo equilibrio, più 4 per le ospiti, 45-41, più 4 favorito soprattutto dalla tripla di Perini. Noi ci fermiamo per un'altra pausa, poi torneremo in diretta per l'ultima frazione di gioco. Manca ormai pochissimo all'inizio dell'ultima frazione di gioco al Palaviena di Selargius, 18ª giornata di campionato, una delle sfide più interessanti di questa tornata. Nico Basket avanti in terra sarda, 45-41. Uno sguardo ai quintetti: Giari, Giglio Tos, Pappalardo, Perini e poi con il numero 15 Mariotti per la Nico Basket per iniziare questa ultima frazione di gioco. Il San Salvatore che risponde con Mataloni, Tibè, Laccorte, poi Pertile e Julita Bungaite. Ricordiamo che la Nico Basket deve fare a meno di Sara Innocenti, che non si è allenato in settimana, è al seguito della squadra ma non può giocare. Intanto gran backdoor di Perini con il pallone schiacciato per terra benissimo da Sara Giari. Inizia come meglio non avrebbe potuto l'ultimo quarto la Nico Basket. Dicevamo out Innocenti, out anche Maria Flora Lazzaro per raggiunto limite di falli. L'ultimo è stato un tecnico che ha permesso al San Salvatore di rilanciarsi in questa partita. Ora interrompe il digiuno Pertile, gran tripla per riportare la sua squadra sul -3, 47-44. Giglio Tos riceve in punta e poi serve. Pappalardo prova a superare Tibè, le finte, lo scarico sotto per Perini, spinta alle spalle, canestro con fallo per Veronica Perini, che si è fatta un po' attendere a inizio partita ma ora sembra essere entrata in striscia ed è difficilissima da fermare. Libero supplementare per lei, 49-44, più 5, la possibilità di allungare ancora. Pandori in campo per la Techfind, è uscita Michela Laccorte, più 6 intanto Nico Basket, 50-44. Pertile riceve, poi si prende il blocco di Tibè. Bungaite vuole servire Tibè, la linea di passaggio viene sporcata. Ci sarà la rimessa dal fondo per il San Salvatore, 10 secondi per costruire un tiro. Mataloni sul punto di esecuzione della rimessa, va da Tibè, chiede il pallone Pandori, lo ottiene, si butta verso sinistra, tocca il pallone Perini, la rimessa ancora per la Techfind, 6 secondi stavolta per trovare un tiro. Indicazioni dalla panchina sullo schema da eseguire in occasione di questa rimessa dal lato. Pandori, Mataloni, 4 secondi, Mataloni va dentro in angolo, Pertile ci riprova, questo è un cross allo scadere dei 24, rimbalzo difensivo per Mariotti, ma ci sarà da riprendere il gioco con la rimessa. Giglio Tos ha chiamato lo schema a mano per la Nico Basket, il consegnato per la playmaker, come detto con esperienze anche in Sardegna ormai diversi anni fa. Ancora Giglio Tos a prendersi il blocco granitico di Mariotti. Interessante il pick and roll tra le due, c'è la deviazione però anche qui sulla linea di passaggio rimessa dal fondo per le ospiti. 8:24 da giocare nella partita. Momento molto delicato soprattutto per le padrone di casa, che dopo l'ennesimo sforzo per tornare a contatto si trovano a dover inseguire a fare la differenza in questo frangente del match, soprattutto Veronica Perini. Giglio Tos sulla rimessa, qui dorme la difesa del San Salvatore. Nella circostanza particolare è sembrata essere proprio Margherita Mataloni che marcava la giocatrice sulla rimessa. Buona l'idea ovviamente della numero 14 avversaria di trovare, meglio di cercare quel taglio. Ancora Tibè con spirito da guerriera a recuperare un pallone vagante sotto di 8 lunghezze. Ora il San Salvatore deve assolutamente reagire. Pandori va da Bungaite, si accontenta del piazzato dall'angolo, lo manda a segno senza paura Julita Bungaite, mentre sta per tornare Arioli nel momento, come detto, cruciale dell'ultimo quarto.
arriva a prendersi il pallone Carolina Pappalardo contro Tibè, il pallone schiacciato per terra sotto canestro verso Mariotti, anche qui era arrivata con un pizzico di ritardo Mataloni, forse anche un po' stanca in questo frangente. Nicobasket che non ha punito, Mataloni va dentro, per poco non trova il potenziale gioco da 3 punti. Ci saranno comunque 2 tiri liberi, fermata in azione di tiro la giocatrice marchigiana, torna Pokobranska, fuori Mariotti dopo l'errore abbastanza sanguinoso in precedenza, poi ripertile per il San Salvatore, dentro Arioli, ridisegna così il suo quintetto, coach Restivo con Mataloni in regia, Arioli, o meglio Pandori forse in posizione di guardia, Arioli a questo punto da numero 3 e poi Tibè e Bungaite sotto i tabelloni. Dentro il secondo libero di Mataloni, accorcia sul -4, la Techfind 52-48 a sporcare il pallone, a recuperarlo quasi, poi Tibè dopo che era stato toccato da Mataloni, la tripla di Giari, un cross, recupera però dall'altra parte più attiva sul pallone vagante Veronica Perini, va dentro Perini, Pokobranska, il tiro fronte a canestro, dentro, esulta tutta la panchina toscana per il canestro del +6, molto prezioso da parte di Clara Pokobranska. Ora Tibè per il San Salvatore, a circolare per Martina Pandori, l'uscita di Arioli che guarda il canestro, si prende il tiro, lo sbaglia, irrompe a rimbalzo Pokobranska, fa su il pallone e poi permette alla sua squadra di costruire sul fronte offensivo. Giglio Toss, poi siamo ancora dalle parti di Perini, controllata da Pandori, prova a seguirla dopo il cambio di direzione, sporca il pallone, in qualche modo Martina Pandori chiamata a dare un po' di freschezza in questa fase, una partita in cui si fa sentire la stanchezza in casa Techfind. Pokobranska, la finta e poi il pallone fuori, il tiro da 2 punti sbagliato da Giari, si riprenderà con la rimessa dal fondo per la Techfind San Salvatore. Sei e 14 per concludere la partita. Mataloni dal palleggio, Arioli, il blocco di Bungaite, ancora Arioli, la tripla di Pandori, solo ferro e poi vita facile a rimbalzo Perini. Giglio Toss prova a scaricare in direzione di Giari, ancora il pallone per Giglio Toss, posizione profonda per Pokobranska che aveva il mismatch con Mataloni, mismatch che vuole evitare San Salvatore, infatti doveva tornare Bungaite sulle tracce della giocatrice ceca. Era questa anche l'indicazione di Mataloni. Ad ogni modo rimessa dal fondo per la Nicobasket, 5:46 per chiudere la partita. Giglio Toss, spazio in angolo per il tiro da 3 punti, lo sbaglia Pokobranska, ancora a rimbalzo, fa valere i centimetri sul perimetro, poi la tripla di Pokobranska molto lunga, anzi si trattava, chiedo scusa, di Pappalardo nell'ultima circostanza. Dall'altra parte Mataloni cerca uno spazio in penetrazione, deve desistere Pandori con buon ritmo da 3 punti, molto lunga anche la sua conclusione. Nerini decide di ragionare, poi Pokobranska dall'altra parte, si accoppia ora Bungaite, Pappalardo, Nerini, il pallone che circola ancora per la Nicobasket. Nerini, chiedo scusa, Perini, il tiro frontale di Clara Pokobranska, una tripla che fa male questa perché rompe un'altra volta l'equilibrio che il San Salvatore stava cercando faticosamente di ripristinare. 57-48, difficile per Bungaite seguire Pokobranska così lontano da canestro. Arioli, un tiro complicatissimo, è sbagliato, c'è bisogno forse di un time out a breve, saranno 2 cambi per Restivo. La penetrazione di Perini che chiede anche un fallo, il pallone che si arrampica sul ferro e poi entra ancora l'accelerazione della Nicobasket, avanti di 11 lunghezze un'altra volta in questa partita. 59-48, time out Restivo e pausa pubblicitaria per noi.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quattro minuti 29 secondi da giocare in questa partita, 11 punti di vantaggio per la Nico Basket Ponte Buggianese qui a Selargius. Una Techfind San Salvatore in difficoltà dopo Nerini, anche Pokobrazka sui suoi livelli, allora diventa complicato insomma per le giallonere contrastare tutta questa qualità. Le armi comunque ci sono, vedremo. Ci sarà un nuovo assalto, partita che ci ha abituati a continui cambi di padrone, a continui cambi di inerzia nel corso di questi 35 minuti e mezzo. Vedremo come si giocherà le sue ultime carte la squadra di Antonello Restivo, che vuole assolutamente evitare la nona sconfitta stagionale, vuole riportare il proprio record in parità. Arioli, Angelica Tibè che fa circolare verso Margherita Mataloni. Mataloni va verso destra, batte Pokobrazka, leggendo molto bene il cambio difensivo. Due che permettono al San Salvatore di ripartire bene anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Ora Pappalardo, c'è bisogno di uno sforzo difensivo ulteriore, esegue Tibè che va ad anticipare bene questa linea di passaggio. Mataloni non vuole frenesia, vuole scegliere bene questo tiro. Il pallone arriva nelle mani di Arioli che finisce giù, sgambettata qui in maniera ovviamente involontaria da parte di Pappalardo. C'è il nuovo timeout in campo, 3:51, lo ha chiamato in questo caso Luca Andreoli, che non vuole rischiare nulla, vuole evitare che si ripeta ciò che già era successo in precedenza nel corso di questa partita, cioè che basti un canestro per far rigirare l'inerzia della gara. Il San Salvatore col canestro e poi la palla recuperata è sembrato subito molto minaccioso. Allora Toscani immediatamente a rapporto dall'esperto tecnico, o meglio dal giovane tecnico ma già ricco di esperienza anche in campionati superiori, come abbiamo detto in quel di Vigarano. Squadre che tornano in campo, ci sono Arioli, Tibè, Pertile, Gagliano e Mataloni per il San Salvatore. Risponde la Nico Basket con Nerini, Giglio, Tos, Pappalardo, Pokobrazka e poi Perini. La tripla dall'angolo di Pertile sul secondo ferro, Pokobrazka porta giù il rimbalzo, si resta sul +9, Nico Basket palla in mano per le ospiti, chiamata 1 per Giglio Tos. Pokobrazka stavolta era andata Arioli a contestare il tiro da 3 punti, è questa una delle chiavi ora che Pokobrazka sembra intenzionato a giocare maggiormente sul perimetro. Arioli senza ritmo, sbaglia da 3 punti e ancora un rimbalzo di Clara Pokobrazka. Vuole scegliere meglio i tiri San Salvatore, questa l'indicazione quantomeno dalla panchina da parte di coach Restivo. Qui Pertile, uno scivolamento un po' in ritardo sul movimento di Perini, c'è il fallo personale. 3 minuti 8 secondi al termine, terzo per la giocatrice veneta, 14 secondi per il tiro della Nico Basket. Nerini per Pokobrazka, il movimento di Pappalardo a caccia del pallone, lo recupera in qualche modo Pertile. Arioli, Mataloni, c'è il contatto falloso, c'è il canestro, potenziale gioco da 3 punti per Margherita Mataloni, riaccende le speranze della Techfind, ora sotto di 7 lunghezze sul 59-52. Altra rincorsa dunque da parte della squadra di Restivo, la cerca di accorciare col -6, sul -6, esegue Mataloni, 53-59.
Nico Basket sul fronte offensivo, Perini, Pokobrazka, poi Giliotos, serve ancora la Ceca, tiro da 3 non contestato, può fare malissimo così Pokobrazka dopo il pick and pop, poi fallo di frustrazione speso da Pokobrazka, terzo di squadra per la Nico. Compagni la invitano a maggior calma. 2:38 e la gara è ancora aperta, 2 possessi pieni di distanza tra le due squadre. Mataloni, Giovanna Pertile, poi Gagliano, esce dal blocco ancora Mataloni. Mataloni va verso sinistra, poi si sposta, accetta il cambio Pokobrazka, vuole il pallone Mataloni, fa bene perché può attaccare questo cambio difensivo. Arioli da 3 punti, solo il ferro, poteva scegliere meglio l'opzione offensiva in questo caso. Giliotos dall'altra parte, Nico Basket vuole allungare, stavolta in maniera definitiva, chiamata corna per la Nico Basket, si parte col doppio post alto e poi si spostano le due lunghe della Nico, riapre intelligentemente Pokobrazka, Giliotos allo scadere di 24, il cross, poi il pallone che resta lì, Pappalardo, fa valere ancora i centimetri, canestro pesante, 61-53, ricacciato indietro il San Salvatore che ora è un po' scoraggiato. Mataloni va dentro, Mataloni, questo non dovrebbe essere valido, vediamo un po'. Canestro valido invece per Margherita Mataloni che si carica sulle spalle di San Salvatore in questo finale, non si vuole arrendere la giocatrice ex Ancone e Civitanova Marche tra le altre. Dentro anche qui il libero supplementare, 61-56, ultimi 90 secondi, poco più di partita, con 5 punti di vantaggio per chi attacca. Nerini, la zona del San Salvatore, ora il pallone è stato sporcato sul tentativo di ricezione da parte di Pokobrazka. 1:20 da giocare. Giliotos sulla rimessa dall'angolo, Giliotos, pallone entra ed esce, persa Pokobrazka a rimbalzo. 63-56, disattenzione sul tagliafuori difensivo che rischia di costare la partita, stavolta in maniera definitiva al San Salvatore che ha bisogno di un miracolo che però non potrà arrivare perché c'è il fallo in attacco di Angelica Tibè. Brava Giliotos a prendersi questo fallo. 64 secondi al termine e Nico Basket che cerca il modo di chiuderla a questo punto, sopra sul +7 dal palleggio Perini. Qui una linea di passaggio rischiosissima, ovviamente può tornare sul pallone. Perini attacca, scarica in angolo, il tiro da 3 punti per Nerini, una tabellata. Arioli a testa bassa, non c'è un secondo da perdere. Arioli cerca lo scarico, lo trova per Gagliano, 2 punti di Delia Gagliano, -5 San Salvatore, 34 secondi al termine. Vedremo se si andrà a spendere il fallo in maniera sistematica, non sembrano esserci tante altre scelte a questo punto. Giliotos, Perini, ancora non si spende il fallo, 22 secondi. Giliotos, scorre il cronometro, da 3 punti Pappalardo, ancora un errore Gagliano, si deve affrettare Delia Gagliano, prova a mangiarle quanti più secondi possibili Pokobrazka, da 3 punti Pertile, cortissimo, e poi il rimbalzo lungo che è di Mataloni che si porta però il pallone oltre la linea laterale, suo giudizio perché è stata spinta alle spalle. 4 secondi e 6 in cui non ci sarà, immaginiamo, battaglia, ci sarà soltanto un avvicinamento alla festa della Nico Basket che coglie qui a Selargius un'altra vittoria, la 10ª in questa stagione, sale a quota 20 punti in classifica, rinsalda la sua posizione in zona playoff. Il San Salvatore ha lottato, direi alla pari per praticamente tutta la partita, è mancata solo un po' di lucidità nella gestione del finale di gara. Si tratta invece del nono stop
per la squadra giallonera, che resta a quota 14 punti in classifica. Dovrà cercare insomma da altre sfide i punti della tranquillità. Convenevoli di fine partita in campo. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma restate su Directa Sport perché saremo ancora in diretta con le interviste del post partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Ed eccoci come promesso in diretta, coach Antonello Restivo al nostro microfono. Coach, cosa è mancato oggi al San Salvatore? San Salvatore se l'è giocata praticamente fino all'ultimo, forse solo un po' di lucidità è venuta meno nella gestione del finale. Ma il finale più che altro dovevamo recuperare, quindi quello no. Ci è mancata quel salto che non riusciamo a fare, il salto di qualità che non riusciamo a fare, soprattutto mentale, perché per vincere partite contro squadre così, dove è successo anche a Spezia, contro Spezia, dove ogni errore ti perdonano, sbagliare dei lay-up, prendere dei backdoor, i canestrini su seconda opportunità, questi a questo livello qua li paghi. Poi soprattutto lo paghi se fai una serata dove non fai canestro, dove hai paura anche un po' di tirare, e quindi queste cose qua le paghi grosso. Questa è la differenza che fa del gap, del tipo di step che in teoria facendolo ci proietta su altre cose. È stata una partita stranissima che ha cambiato inerzia tantissime volte. Anche lì forse un pizzico in più di maturità nella gestione vi avrebbe permesso di incanalare meglio la partita. Sì, no, è tutta lì, perché poi alla fine noi, non dico che sembrava in controllo, però siamo andati, soprattutto il primo tempo, sembrava che la partita fosse diversa. Poi abbiamo preso quel parziale al terzo quarto che secondo me quello è stato molto decisivo, perché quello un po' ha segnato tutti i due tempi. Abbiamo preso quel parziale di 6-0, ma preso con due errori appunto a rimbalzo, errori semplici. Questo è il problema. E poi in attacco non abbiamo fatto canestro e allora lì ci ha un po' condizionato. Niente, per me, soprattutto da un punto di vista mentale, le ragazze devono avere più tranquillità, affrontare queste partite, sentono probabilmente troppo
troppo queste partite, perché per noi è indubbio era una partita importante per cercare soprattutto di staccarci dietro e di guardare un po' su, però purtroppo dobbiamo pensare solo alla pallacanestro e non alle altre cose di contorno che non ci aiutano. Stanno vivendo da molto questo periodo qua e dobbiamo cercare di eliminare queste situazioni. Grazie mille coach, noi torniamo in pubblicità e poi torneremo ancora dal Palaviena con altri ospiti. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Ecco anche coach Luca Andreoli al nostro microfono, 10ª vittoria stagionale, una vittoria importante nella lotta ai playoff. Non è stato facile oggi a Selargius, una partita che ha cambiato padrone tantissime volte nel corso dei 40 minuti, probabilmente a fare la differenza è stata la vostra maggior lucidità, soprattutto nella gestione del finale. Sì, devo dire che Selargius è un'ottima squadra, ha 3 esterne importanti per il campionato, giocano un buon basket, eravamo molto preoccupati soprattutto di contenere le loro esterne, infatti inizio partita siamo andati sotto ma prendendo molti canestri da quelle che avevamo scelto che potessero fare canestri, ecco, tipo Pandori ha fatto 5 punti consecutivi e Gagliano aveva fatto i primi 6 punti della partita, era un po' una scelta nostra. In attacco stavamo giocando in maniera poco lucida e stavamo facendo poco canestro, siamo andati all'intervallo col 30% al tiro, facendo 7-8 tiri in più di Selargius. Dopo dell'intervallo abbiamo subito fatto un parziale 10-0, poi credo che nel secondo tempo l'inerzia è cambiata poche volte, nel senso che quando abbiamo ripreso la partita loro sono tornati avanti su 2 tiri liberi e un fallo tecnico, dopo abbiamo controllato la partita e devo dire che sono state molto brave perché contenere per 40 minuti indifferentemente da chi era in campo delle nostre, le 3 esterne di Selargius è veramente complicato. Perini e Pokobratska sono partite un po' in controllo e poi alla fine sono venute prepotentemente fuori, vi hanno di fatto consegnato la partita. Sì, sono state molto brave, è chiaro che loro sono qua per questo, sono 2 giocatrici molto esperte che alzano la qualità della squadra. Tra l'altro sono tutte e 2 reduci da infortuni, tutta la settimana non si sono allenate tranne ieri, quindi devo dire che non mi aspettavo neanche arrivassero al 40° con questa lucidità, però devo dire che la gestione dei possessi finali, a parte un momento dei primi attacchi alla zona di corso restivo, siamo stati abbastanza lucidi, abbiamo con i rimbalzi in attacco soprattutto, meno che con la qualità del gioco, abbiamo vinto la partita. Ricordiamo che non c'era Innocenti, hai perso Lazzaro praticamente a metà del terzo quarto, è una vittoria che anche per questo lascia ben sperare per il futuro, per la vostra classifica. Sì, beh, sai, Innocenti non c'è dal 30 agosto, quindi quando ci hanno detto che si doveva operare all'anca, giovedì è tornata a fare allenamento, adesso per fortuna per lei dopo 9 mesi è finito questo calvario dell'infortunio e torna in campo graduatamente nelle prossime partite. Lazzaro ha fatto una stupidata perché credo che gli arbitri, si possa dire tutto oggi, ma gli arbitri sono stati abbastanza lineari, poi è chiaro che ogni tanto un fischio capita, dovremmo essere d'accordo, capita, però sono stati veramente bravi per quello che vediamo durante l'anno e devo dire che le ragazze sono state brave a reagire anche a questo, non ci siamo fatte trascinare dagli eventi, abbiamo smesso di pensare a cosa fischiassero gli arbitri, abbiamo cominciato a giocare, capire che doveva mettere la palla in post basso il più in fretta possibile e poi attaccare dopo che aver messo la palla in post basso. Grazie mille coach Andreoli, allora direi che possiamo chiudere questa diretta da Selargius. Vi ricordo ancora una volta che la Nico Basket ha battuto il San Salvatore ottenendo la 10ª vittoria stagionale. A me non resta altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini, per la collaborazione tecnica, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.